Il ritorno degli acroliti di Morgantina. Giorno 13 dicembre 2009 sono rientrati dall'America dopo 30 anni questi acroliti di Morgantina che erano stati trafugati nella zona archeologica del comune di Aidone. Il parco archeologico di Aidone è uno dei più grandi di tutta la Sicilia, è destinato a diventare il punto archeologico più importante dell'isola. In questi giorni il rientro degli acroliti ha calamitato l'attenzione della stampa e dei giornalisti. Adesso siamo a Messina, alla fiera campionaria, che ha messo a disposizione di questa mostra fotografica un padiglione di 10 metri per 10 metri e in questo momento c'è la mostra delle foto di grandi dimensioni della Venere, che dovrebbe rientrare anche questa intorno al 2011, così come è stato promesso dal museo di Malibu, dal museo Borghetti di Malibu. La mostra è ormai in giro per la Sicilia da 15 anni, è cominciato tutto nella fiera di Palermo nel 1994, novembre del 94, è stata esposta la prima volta questa mostra fotografica. E questo è il giornale di giorno 13 dicembre, domenica. Ecco l'articolo dedicato al rientro delle due icone in pietra di questo sistema particolare di rappresentazione delle statue antiche che si faceva con due tipi di pietra, una pietra per il corpo della statua che era in tufo, e il rimanente, le parti nude delle figure femminili, solo delle figure femminili, erano fatte di un altro materiale più liscio, più di marmo, diciamo, di qualità di più facile scultura. E infatti il tufo poi doveva essere ricoperto di colore dipinto, perché è un materiale molto poroso e quindi facilmente attaccabile dagli agenti atmosferici. Era protetto da una copertura di vernice, però era scolpito finemente in tutte le sue parti. Ora questa mostra sulla Venere di Morgantina è qui alla fiera di Messina e durerà fino al giorno 23 dicembre, e dal 5 al 23 dicembre sono 18 giorni. Si ha la possibilità di vedere questa mostra fotografica. Il sito archeologico di Morgantina è ormai ogni anno un appuntamento fisso per molti visitatori, circa 3.000 visitatori l'anno, che sono in grado di trasformare questa rappresentazione in una vera e propria scenografia, in modo molto spettacolare, in modo scenografico, perché tutte le comparse si vestono questi costumi antichi e e partecipano tutti insieme alla manifestazione che si svolge nella zona archeologica, facendo rivivere tutte le zone, tutte le varie fasi della vita della città antica. Stiamo uscendo ora dallo stand della fiera di Messina, del padiglione 7A,
della Fiera di Messina, una praticamente dei più moderni della fiera, e qui abbiamo la mostra della Venere di Morgantina, che già è stata fatta nel 2005 presso la fiera e che ora si ripete in occasione del ritorno degli acroliti. La Venere di Morgantina è una statua alta 2,20 m, dimensioni naturali, e viene in questo caso promesso la restituzione per il 2011, è stata promessa la restituzione per il 2011. Questo è lo stand numero 7B. Ora ci avviamo nella zona che confina con l'imbarco della Caronte, dei traghetti privati, perché proprio in questi giorni possiamo notare è stato collocato qui proprio accanto alla fiera, dove passano milioni di macchine, un cartellone dedicato alla Venere di Morgantina. La fiera di Messina è una delle più antiche della Sicilia, era collegata appunto al Portofranco ed è storicamente una delle più frequentate di tutta